Benvenuti, oggi è martedì 29 aprile 2025. Il sole sorge alle 6.09 e tramonta alle 19.46. La luna si leva alle 6.52 e cala alle 22.21. Oggi si celebra Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e protettrice delle infermiere. Il nome Caterina deriva dal greco kataros, puro, dal quale prese forma Catarina. Oggi 29 aprile lasciamoci trasportare dal ritmo perché è la giornata mondiale della danza. Istituita dall'UNESCO nel 1982, questa giornata celebra la danza, un linguaggio che non conosce confini. La data è scelta in onore di Jean-Georges Noverre, il padre del balletto moderno, nato a Parigi proprio il 29 aprile del 1727. Andrea Agassi, soprannominato il Kid di Las Vegas, celebra oggi 55 anni. È riconosciuto come uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, con 60 titoli ATP e 8 tornei dello Slam al suo attivo. Ha accumulato oltre 31 milioni di dollari in premi e 150 milioni di dollari in sponsorizzazioni. Agassi è l'unico tennista maschile ad aver vinto ogni categoria di torneo in singolare. È stato coach di Novak Djokovic fino alla primavera del 2018. Michelle Pfeiffer, icona del cinema, compie oggi 67 anni. Ha iniziato la sua carriera dopo aver vinto un concorso di bellezza e ha raggiunto la fama internazionale con il suo ruolo in Scarface. È stata candidata all'Oscar per Le relazioni pericolose e I favolosi Baker, vincendo un Golden Globe, un BAFTA e un Orso d'Argento al Festival di Berlino. Nel 2017 ha ricevuto la sua prima nomination agli Emmy per The Wizard of Lies. Luca Laurenti festeggia 62 anni. Ha iniziato la sua carriera nel piano bar e in televisione nel programma Urca su Italia 1. È stato anche parte del cast de Il gioco dei 9 e ha lavorato in radio con Amadeus e Marco Baldini. Laurenti e Bonolis formano una delle coppie televisive più amate in Italia, con programmi di grande successo come Ciao Darwin e Avanti un altro. Il 29 aprile 1961 è una data che ha segnato un momento storico nel mondo dell'opera lirica. In quella serata, nel piccolo teatro municipale di Reggio Emilia, un giovane tenore di soli 25 anni, di nome Luciano Pavarotti, fa il suo debutto sulle scene, interpretando il ruolo di Rodolfo in La Bohème di Giacomo Puccini. Da quel momento Pavarotti, o come molti lo avrebbero poi chiamato affettuosamente Big Luciano, avrebbe iniziato una straordinaria carriera lunga 40 anni, diventando uno dei principali ambasciatori della cultura italiana nel mondo. Oggi parliamo di galassie. In particolare, sulla base della loro età, quindi del momento in cui si sono formate, si troveranno al loro interno elementi differenti, più leggeri come idrogeno ed elio in quelle più giovani, più pesanti come l'ossigeno in quelle più adulte. Degli studi condotti dagli osservatori astronomici dei Paesi Bassi e della Scuola Normale di Pisa indicano che la galassia ha elementi pesanti circa 10 volte più del previsto. Come dice Sander Schuss, primo autore dello studio olandese, è come trovare un adolescente in un luogo in cui ti aspetti solo bambini. Tutto ciò è stato possibile grazie a un sistema di 66 antenne ad elevata precisione sparpagliate a distanze fino a 16 km ed ha aperto la strada verso nuovi studi. Buongiorno ai 12, è sempre la Luna oggi a dare spettacolo, una Luna congiunta a Urano che paradossalmente addolcisce un po' tutto e spegne le tensioni elettriche del pianeta dei venti. Vediamo cosa succede nello zodiaco Ariete. Ogni impedimento si dice a volte giovamento ed è proprio quello che accadrà oggi, imprevisti positivi ma che vi daranno una visione chiara delle cose assolutamente favorevole e vantaggiosa. Toro,
È proprio nei vostri gradi che la Luna in questo passaggio si congiunge a Urano alla fine dei vostri gradi zodiacali, addolcendolo un po', spegnendo un po' le tensioni e sicuramente dando dei barlumi di genialità pratica a tutto lo zodiaco, in particolare ai vostri vicini di casa compatibili. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna assolutamente geniale, intuitiva, che in serata peraltro si sposterà nei vostri gradi, quindi una luna che porterà una svolta geniale, un cambiamento epocale che darà via a qualcosa di importante nella vostra vita. Cancro, la luna in questi giorni, il vostro astro, ha dato spettacolo e continua a darne oggi con una configurazione che ha a dir poco del geniale, un cambiamento positivo, inaspettato, un qualcosa che arriva a farvi felici. Leone, la giornata di oggi è una giornata segnata da una quadratura Luna-Urano che poco vi giova, anche perché la tensione già che ricevete con Marte nei vostri gradi zodiacali è alquanto estenuante, per cui onde evitare di rincarare le dosi di nervosismo, oggi evitate di scontrarvi direttamente con i vostri antagonisti. Vergine, una giornata oggi che prevede una luna assolutamente dalla vostra parte, che riporta Urano in auge dal suo trigono che ancora forma con il vostro segno zodiacale. Oggi una genialata, un colpo di mano, una proposta che farete al vostro team di lavoro verrà salutata come assolutamente geniale ed efficace. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che promette un pochino di tensione, stress e nervosismo, anche perché la vostra bella Venere è in Ariete ed è opposta ai vostri gradi, ma in serata la Luna vi farà una carezza, quindi un inaspettato e piacevole incontro, una cena oppure un appuntamento saranno assolutamente importanti per voi e il vostro cuore. Scorpione, una giornata oggi che prevede l'opposizione di Urano rincarata dalla presenza della Luna. Seppure le tensioni zodiacali sembrano un po' affievolirsi, nel vostro caso oggi occorre prendere delle decisioni velocemente. Sagittario, giornata oggi che prevede una certa distensione, mentre tutti gli astri litigano, probabilmente voi riuscite ad ovviare alla vostra giornata in una maniera fluida e serena, magari concentrandovi su ciò che vi piace di più. Molti di voi sono in viaggio o stanno per tornare da una vacanza. Capricorno, una giornata assolutamente interessante oggi, visto che Luna e Urano sono in splendido trigono. Chissà quale idea vi porgeranno per dare una svolta al vostro lavoro. È tempo di cambiamenti, è tempo di colpi di mano, è tempo di agire in una maniera tempestiva ed immediata, non vi sbaglierete. Acquario, seppure la configurazione è di quadratura, inizia comunque a disegnarsi un debole trigono tra Plutone e Urano, l'inizio di una nuova fase zodiacale per quanto vi riguarda, ed è un inizio che vi riporta a usare meglio il vostro pianeta, quello della forza di decisione, quindi non fatevi tediare da Marte e dalle piccolezze. Pesci, giornata oggi che vede un ottimo appoggio Luna e Urano su Saturno ancora saggiamente nei vostri gradi. Oggi è un'ottima giornata per staccare, per darvi alla fuga, alla leggerezza e per prendervi lo spazio che avete sacrificato negli ultimi giorni di lavoro. Il 29 aprile 1985 alle 23:00 su Rai 2 prendeva il via uno dei programmi più innovativi e amati della televisione italiana, Quelli della notte. Ideato e condotto dal carismatico Renzo Arbore, che ne era anche il regista. In Quelli della notte Arbore trasformava il set in un salotto, il suo salotto, dove ospitava una parata di personaggi stravaganti e surreali. Oggi vi spiego il modo di dire "per un punto Martin perse la cappa". Questa espressione viene usata quando qualcosa si perde a causa di un piccolo errore o di un dettaglio trascurabile. Ma chi era questo Martin e come ha perso la sua cappa? Scopriamolo insieme.
La frase trae origine da un racconto popolare che narra le vicende di un certo Martino, guardiano di un convento, il quale ambiva a diventare abate e per questo desiderava ottenere la cappa, cioè il mantello simbolo della carica. Un giorno, sapendo che il padre provinciale stava per visitare il convento, decise di fare bella figura incidendo una frase in latino sul portone del convento. La frase scelta era: «La porta sia aperta, non sia chiusa a nessuno, uomo onesto». Tuttavia, a causa di un piccolo errore con lo scalpellino, la frase divenne: «La porta non sia aperta a nessuno, sia chiusa all'uomo onesto». Quando il padre arrivò a leggere la scritta andò su tutte le furie. E così, a causa di quel piccolo ma fatale errore, Martin perse la cappa, cioè la possibilità di diventare abate. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi ci immergiamo nella vita e nell'arte di Jacopo Robusti, meglio conosciuto come Tintoretto. Da giovane inizia a esprimere la sua passione per i colori dipingendo le pareti del laboratorio di suo padre. Così entra in bottega con il famoso Tiziano come apprendista e dopo solo 10 giorni Tiziano lo caccia, spaventato dal talento del giovane. Tintoretto da quel momento decide di proseguire da autodidatta. Le commissioni scarseggiano a causa dell'invidia per il suo talento e fatica a emergere. La svolta arriva a 23 anni quando il nobile e ricco Pisani gli commissiona per le sue nozze 16 tavole raffiguranti le metamorfosi di Ovidio per la sua residenza. Nel 1550 Tintoretto sposa Faustina Episcopi e insieme hanno 7 figli, oltre alla primogenita illegittima che seguirà le orme del padre. Anche il figlio Domenico lavorerà nella bottega di famiglia, ereditandola, ma senza riuscire a mantenerne il prestigio. Tintoretto ci lascia molti capolavori, tutti riconoscibili per l'uso quasi tragico e la violenza delle sue pennellate. Ci salutiamo con la frase del giorno. La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Accogliamo questo nuovo giorno all'insegna dei sogni e della voglia di fare e per iniziare sempre al meglio ogni giornata vi aspetto anche domani sempre qui con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.